Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati e ben ritrovate cari amici e cari amiche di Storytime. Io sono Alessio Cabbia e vi do di nuovo il benvenuto qui su Radio Canale Italia. Sono pronto a presentarvi gli ospiti di questa nuova puntata di oggi. Sono in compagnia di Luca e Christian. Ciao e benvenuti. Voi siete qui per raccontarci della vostra realtà, che è la Wing Chun Academy, giusto? Allora, raccontateci un po' di queste arti marziali tradizionali, perché di questo si tratta, giusto? Esattamente. Intanto come nasce questa per quanto magari la potete aver già spiegato, però giusto per riassumere, quanto tempo fa nasce questa realtà? Allora, innanzitutto Wing Chun è una disciplina del confronto, nasce esattamente nel 1623 nel sud della Cina. Okay. La leggenda appunto narra sia stata ideata da una monaca il cui nome era Enmui, e dopo la sua dedizione appunto a creare questo stile particolare per la sua caratteristica, quindi uno stile a corta distanza e quant'altro, sì. Si è poi portato in essere con altri maestri, tra uno dei conosciuti anche sempre in Cina è Ip Man, che ne ha dato grande diffusione. Questa disciplina poi in seguito ha avuto grande anche diffusione anche in Occidente grazie a un suo allievo che andò in America, era Bruce Lee, portò appunto all'Occidente la conoscenza di questo stile che poi ha avuto poi una grande divulgazione anche nel nostro continente, anche e soprattutto anche qui in Italia, grazie alla nostra accademia Wing Chun Academy, che è fondata appunto nel 92 grazie a Grandmaster Paul Tang e Master Miriam Pons, che non solo sono i fondatori dell'accademia, ma portano anche nello sviluppo da ben 30 anni questa disciplina, portando appunto alla diffusione di corsi, ma soprattutto anche alla conoscenza, alla collettività di quello che è comunque questa disciplina dello stile del Kung Fu. Ok, quindi diciamo queste nominate arti marziali che magari nell'immaginario collettivo, come magari poteva essere tanto tempo fa, come magari chi è ancora profano come me pensa semplicemente a delle quindi mosse di violenza, cose così, invece voi mi confermate che è tutto il contrario quello che portate avanti, è una storia più che altro, cioè non è un combattimento, è una filosofia quasi mentale prima che fisica, giusto? Sì, diciamo che allora il motivo per cui una persona arriva ad approcciarsi a questa disciplina può essere anche quello della difesa personale, quindi comunque è un qualcosa che ha a che fare con il fatto di tutelarsi in ambiente esterno, quindi certo. Quello sicuramente sì. Sicuramente, essendo una disciplina, non uno sport a combattimento ma una disciplina marziale, non si vanno a fare gare, non si vanno a fare incontri, non si vanno a fare altre cose che ti mettono a confronto con altre persone, ma il confronto principale ce l'hai con te stesso, cioè lo sviluppo sia fisico sia a livello mentale di te stesso come persona. Questa è la cosa sicuramente più importante, sì. E sicuramente quello che differenzia una disciplina tradizionale marziale come il Wing Chun da altri sport, diciamo vari ed eventuali, insomma. Ok, quindi diciamo prima di tutto hai detto tu un confronto con se stessi, giusto? Perché quindi allora mi immagino ci sia anche un percorso, non so, magari correggetemi se sbaglio, può esserci quindi un percorso spirituale anche dietro a tutta questa, diciamo, disciplina. In un secondo momento sì, diciamo in un primo momento sicuramente la cosa più importante è quella di imparare a conoscere il tuo corpo, e attraverso la conoscenza del tuo corpo impari a conoscere la tua mente e viceversa, perché comunque corpo e mente sono due cose strettamente legate, non sono assolutamente separate. In un secondo momento, quando hai già una buona, diciamo, struttura sia fisica che mentale, allora puoi andare ancora più a fondo su filosofie, ad esempio buddismo, taoismo e confucianesimo, che sono le tre filosofie che compongono, diciamo, il lato appunto filosofico, le discipline cinesi, o anche eventualmente attraverso meditazione, altre cose, però sono cose che si sviluppano in un secondo momento, perché altrimenti se ti manca la consapevolezza del tuo corpo e di quello che puoi fare e della tua mente, non vai avanti. Ok, quindi diciamo la consapevolezza prima del proprio corpo. Io onestamente pensavo il percorso contrario, pensavo che la consapevolezza di sé portasse alla consapevolezza. No, è molto curioso, certo. In effetti, perché è un percorso che appunto ti fa conoscere, cioè
da fuori a dentro, quindi diciamo è un percorso conoscitivo che ci si scopre pian piano, e anzi può essere quello che diciamo è il percorso che ti aiuta a scoprire forse di più te stesso. E quindi diciamo tutti questi valori diciamo compongono questa disciplina che si può chiamare sport di tanto in tanto, oppure no, perché non ci si scontra, diciamo, come dicevi prima. Diciamo che allora genericamente si può anche intendere come sport. In realtà appunto lo sport è un qualcosa, almeno da quello che vedo io e da quello che ho percezione ormai da tutti questi anni, certo, di un qualcosa appunto di un confronto con l'altra persona. Ok. Invece questo qui è un più un confronto, quindi tendiamo a chiamarlo disciplina. Disciplina. La cosa importante appunto di conoscere la parte esterna prima e dopo la parte interna è che la parte esterna è più semplice. Conoscere ok. la parte interna, la parte mentale, la parte interiore è molto più complicato, molto più complesso. Andare a fondo nella tua mente, nelle tue paure, nelle tue insicurezze è molto più complicato, quindi per questo si comincia diciamo più con la parte esterna, la parte fisica, perché anche se sembra più difficile ma comunque è più semplice rispetto alla parte interna. Chiaro, quindi diciamo cominciare a piccoli passi. Sì. Vorrei aggiungere anche sì, un piccolo aneddoto. Quando ci si avvicina alla Wing Chun, vedo anche per mia esperienza personale, inizialmente si comprende il valore tangibile del confronto, non soltanto a livello appunto di interpersonale, ma soprattutto anche a quello di approcciarsi alla collettività, alla società, quindi con un'educazione al confronto, ma anche con un'autodisciplina e attraverso l'osservanza delle regole che comunque sì fanno parte della nostra DNA, ma che attraverso una pratica costante e continua, attraverso una guida che è appunto il nostro Sifu marziale, che è appunto Grandmaster Paul Tan, ci porta a proseguire, avere un proseguo il nostro percorso, e questo credo sia anche un valore aggiunto. Chiaro, assolutamente sì. E quindi a proposito diciamo di percorsi, e quindi mi verrebbe da chiedere di corsi, se ci fosse all'ascolto o alla vista qualcuno che si stesse magari interessando e volesse avvicinarsi a questo percorso, c'è modo di farlo? Allora noi abbiamo un sito ufficiale che è il seguente: www.vta-i.org. In questo sito c'è non solo la storia dell'accademia, anche per quanto riguarda il fondatore e quant'altro, ma consultandolo appunto poi si può anche ad avere le informazioni delle nostre sedi, che sono principalmente in Veneto. Dopo comunque ci muoviamo anche in tutta quanta Italia, dove facciamo eventi anche di una certa importanza. E abbiamo anche una pagina ufficiale che è Wing Chun Academy Italia, che è appunto su Facebook. Cliccando mi piace poi si possono avere tutte quante anche le informazioni utili. Abbiamo anche un numero del segreterio generale che si trova appunto nel sito ufficiale, e poi anche su Facebook basta anche digitare appunto i nomi di sia Sifu Luca Bertoncello sia Sifu Cristian Baggio. Possiamo anche dare tutte le informazioni utili e necessarie per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina. Quindi diciamo non vi resta che prendere in mano gli smartphone o attaccarvi al computer e provare a curiosare in queste pagine o in questo sito internet. Io intanto vi ringrazio per averci presentato questa vostra realtà, e anzi per averci presentato questa realtà della quale fate parte, e di averci comunque avvicinato a questo mondo. Prima di arrivare proprio in definitiva e in chiusura, c'è magari qualcosa che ci siamo dimenticati da dire, del quale magari ci tenete, oppure un consiglio magari a chi non ha ancora magari avuto il coraggio di avvicinarsi a questo mondo, ma magari è lì per farlo? Beh, innanzitutto la disciplina Wing Chun permette intanto di aprire la propria mente. In una società in cui viviamo sempre di continua corsa e quant'altro, in corsa verso tante cose che possono essere anche fuori dal nostro controllo, Wing Chun permette di avere la propria centralità e soprattutto di trovare anche una certa serenità e benessere, che non è solo attività fisica, ma come diceva appunto il mio fratello marziale Sifu Luca, anche mentale. Ecco, quindi allora diciamo un benessere anche mentale. Quindi come si diceva, mens sana in corpore sana, diceva qualcuno. Io davvero vi ringrazio e ne approfitto a questo punto per ricordare nuovamente i vostri contatti. Su Facebook potete trovarli come Wing Chun Academy Italia, oppure su YouTube Wing Chun Academy, oppure il sito internet che è www.vta-i.org, oppure info@vta-i.org. Luca, Cristian, io vi ringrazio per essere stati qui con noi e per averci appunto raccontato la vostra storia e questa realtà. Vi faccio un grande in bocca al lupo per tutti i vostri eventi futuri, anzi magari c'è qualche evento che volete spoilerarci, oppure è tutto segreto, chi vuole va sul sito internet e può scoprire da sé. No, sulla fanpage sicuramente è più aggiornata. Ecco. Il sito internet si trova più la storia dell'accademia, la storia del sistema eccetera eccetera. La fanpage sicuramente è più aggiornata, e eventi che facciamo anche
ad esempio in collaborazione, che non abbiamo parlato, con le amministrazioni comunali sulla difesa donna, ad esempio, sono degli eventi importanti che teniamo spesso, e sulla pagina ufficiale di Facebook mettiamo tutti questi eventi. Ecco, allora a maggior ragione andate a cercarli su Facebook, Wing Chun Academy Italia. Grazie ancora per essere stati con noi e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento sempre qui su Storytime con una nuova storia da condividere.